Dato allarmante, la povertà si è accentuata. Alcuni giorni fa la Caritas di Cagliari ha lanciato un SOS per la mancanza di beni di prima necessità nella mensa di via Sant'Ignazio. Come sempre, i cittadini di Cagliari e Interland hanno dimostrato di avere un cuore grande e un'enorme sensibilità. Sono state raccolte 26 tonnellate di alimenti che sosterranno anche gli altri centri. Quest'anno il primo carico dimezzato per di più è arrivato subito dopo il nostro SOS. Sono alimenti di primari dal punto di vista alimentare, come la pasta, il riso, niente di più, poi di fatto. Ma anche questo era un segno della crisi del sistema proprio, e quindi anche di questo accentuare le difficoltà da parte anche del sistema caritativo nell'andare a sostenere i bisogni delle nostre famiglie. L'intervento di Monsignor Miglio sottolinea il rapporto di solidarietà che si crea nei terribili momenti di crisi. Anche nelle situazioni di crisi, di povertà, poi alla fine scopriamo che abbiamo ancora sempre qualcosa da condividere, che abbiamo ancora sempre molto da donare anche chi è più in difficoltà. Questo dobbiamo dirlo, ecco, la solidarietà deve essere reciproca a 360 gradi. L'appello alla solidarietà è sempre attivo. Attendiamo l'apporto di tutti voi.